Troviamo ingiusto una differenza e il fatto di creare lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, quando fanno la stessa funzione, la stessa mansione. È stato di agitazione per gli oltre 400 lavoratori del Polo Assicurativo e di Previdenza Sanitaria con sede a Preganziol, di cui fanno parte anche Previmedical, GF e RBM Salute. A 40 di loro è stato applicato un contratto assicurativo, mentre per gli altri, a parità di mansioni, sono state mantenute condizioni considerate penalizzanti, a cominciare dai 250 euro lordi mensili in meno. In una situazione poco onorevole, sarebbe da dire, che in qualche maniera nega il benessere, tradotto per chi è amante dell'inglese, il welfare, ai propri dipendenti, voglio dire, siamo almeno al paradosso. Il contratto del commercio in realtà, appunto dicevo, non ci rappresenta, in quanto noi gestiamo polizze tutti i giorni. Per poter svolgere il nostro lavoro dobbiamo conoscere e leggere le polizze, spiegarle ai clienti e applicare le condizioni. Quindi il nostro è un lavoro assicurativo, non commerciale. È da luglio che abbiamo questa situazione in azienda e non ci sentiamo a nostro agio. Abbiamo in programma delle azioni, abbiamo già proclamato lo stato di agitazione il 20 settembre scorso attraverso una serie di assemblee spontanee nei luoghi di lavoro, e successivamente abbiamo intenzione naturalmente di fare nuovamente delle assemblee, ma anche una dimostranza, uno sciopero per l'intero turno di lavoro, se l'azienda naturalmente non darà delle risposte esaustive rispetto alle nostre richieste.